Non abbiamo avuto finora in provincia un cimitero islamico, la cui necessità si è resa evidente soprattutto con il fenomeno dell'immigrazione. Sappiamo tutti che Agrigento è la porta d'ingresso per l'immigrazione irregolare in Italia e l'immigrazione irregolare è gestita da trafficanti senza scrupoli che si fanno pagare cifre importanti dai migranti per trasportarli poi in condizioni spesso pericolosissime. E non è un'evenienza rara purtroppo che qualcuno ci rimetta la vita, a parte l'ipotesi più eclatante, quella del naufragio, però spesso capita che delle persone ad esempio nella stiva si trovino a respirare dei fumi velenosi provenienti dai motori, oppure che qualcuno cada a mare. Ecco, queste ipotesi si sono verificate l'anno scorso una ventina di volte, quest'anno già ne abbiamo più di 15. E speriamo ovviamente di non dover continuare questa triste contabilità, ma in ogni caso era opportuno avere un luogo in cui riunire queste salme. Fino ad ora si sono usati i cimiteri esistenti in provincia e di questo non finirò mai di ringraziare abbastanza i sindaci che hanno fatto semmai a gara a ospitare queste salme. Tuttavia era importante appunto trovare un luogo unico, l'abbiamo fatto insieme alle 3 comunità islamiche della città cui fanno capo le 3 moschee, e la disponibilità è arrivata dal sindaco di Palma di Montechiaro. Infatti il cimitero islamico sarà in adiacenza al cimitero di Palma di Montechiaro, un'area di circa di più di 1000 metri quadri, che verrà consegnata in base al protocollo che abbiamo appena firmato a un rappresentante scelto dalle 3 comunità. Sarà cura loro poi manutenere l'area, gestire le sepolture informando sempre il comune dei nomi qualora vi siano e anche dare dignità all'area stessa. Per chi dei nostri ascoltatori conosce già le moschee di Agrigento, insomma, ha potuto toccare con mano con quanta cura e con quanto stile si siano dedicati alla decorazione. Ecco, noi vorremmo un posto dignitoso per restituire dignità almeno a chi purtroppo l'ha persa durante il suo ultimo viaggio. Grazie alla sensibilità di Sua Eccellenza il Prefetto e degli uffici della Prefettura, che ringraziamo davvero con affetto. In questi anni della mia sindacatura diverse volte abbiamo accolto in maniera straziante al porto di Porto Empedocle diverse salme di questi nostri fratelli che attraversano il Mediterraneo nella speranza di un futuro più dignitoso. Quando la Prefettura, in particolare Sua Eccellenza il Prefetto, ha fatto l'appello ai sindaci della provincia per trovare la disponibilità di uno spazio da dedicare all'ultima dimora di questi nostri fratelli, Palma ha risposto con orgoglio presente, perché il gesto di umanità non è un gesto eccezionale, ma è un gesto appunto da essere umano, per consentire a chi non riesce ad arrivare nei nostri territori o a chi vive ormai qui da noi e ha diritto alla sepoltura di dare un luogo, almeno lì, un luogo di pace per l'eternità. L'importanza di questo cimitero islamico a Palma di Montechiaro. Sì, è molto importante. Il sindaco, grazie al sindaco, al comitato ha collaborato per poter realizzare, ha accettato subito la richiesta. Ringraziamo i cittadini di Palma, il comune di Palma, il sindaco di Palma. Veramente grazie, è una grande cosa, un segno di civiltà.